Bentornati sul nostro canale, quello dell'azienda agricola Venture. Oggi, come ogni venerdì, vi portiamo con noi a farvi vedere un po' come ci organizziamo in questo periodo. Oggi io sono di cimatura, vedete là in fondo il nostro San Dorado con la cimatrice. Ero di passaggio vicino a un vigneto, al vigneto quello nuovo, ormai l'avete imparato a conoscere, quindi il vigneto che abbiamo impiantato quest'anno, e vi facciamo vedere le lavorazioni che sta facendo in questo momento il papà, così vi facciamo vedere a che punto siamo arrivati e come stiamo proseguendo i lavori. L'idea nostra sarebbe quello di andare a pulire questa porzione centrale di filare con un estirpatore, però abbiamo un terreno che si presenta in situazioni un po' compatte perché ci sono state diverse piogge nelle scorse settimane. E poi questa alternanza con il sole ha reso molto compatto il terreno, molto duro, quindi non riusciremo a fare un bel lavoro con l'estirpatore, creeremo anche magari delle situazioni diciamo di rottura dell'attrezzo, perché ovviamente quando il terreno è troppo compatto si rischiano di non fare comunque il lavoro in modo corretto. Quindi abbiamo deciso di passare prima con una fresa, un attrezzo che va a rompere la crosta superficiale, quella un po' più indurita, e poi faremo un passaggio successivo di estirpatore. Vediamo di riuscire nei prossimi giorni di documentare anche questo lavoro. Qui si vede bene il diserbo meccanico che è stato fatto sulle due porzioni laterali. Vedete, qui al centro si vede che c'è questo terreno che vi assicura veramente molto forte, molto duro, perché c'è una parte argillosa che ovviamente è andata a compattarsi notevolmente. In questo punto invece il papà è già passato e vedete come chiaramente è stato lavorato. Vedete, io qua con il bastone riesco a smuovere sicuramente la parte superficiale, cosa che sarebbe impossibile invece nella porzione più compatta. Ovviamente facciamo tutte queste operazioni per il benessere delle nostre barbatelle. Vedete, adesso ormai si stanno sviluppando, stanno crescendo, e andando a creare meno competizione con le malerbe, ovviamente dovrebbero svilupparsi ancora meglio, e quindi andare a creare una buona porzione di legno, un buon diametro poi dei tralci, che saranno poi la base per le future viti, e ovviamente quest'inverno andremo a proseguire i lavori di potatura, però con una base molto buona, con del materiale facilmente selezionabile.
Facendo queste lavorazioni si nota bene un po' anche la struttura dei nostri terreni, che è un mix tra argilla e un po' di sassi che creano poi mineralità ai vini. Ecco, questo è un lavoro abbastanza lento da fare perché l'attrezzo deve andare a processare appunto una terra abbastanza dura dove ci sono presenti anche dei sassi, e per permettere un corretto lavorazione bisogna andare a procedere a basse velocità. Ovviamente non è un lavoro che si può fare spedito, e in questi giorni che continua a mettere un po' di pioggia, un po' di sole, un po' di pioggia, ovviamente anche per noi è un attimo difficile, però le condizioni del terreno si presentano veramente pazzesche e riusciamo a fare degli ottimi lavori. Nei prossimi giorni metteranno veramente tanta pioggia, per cui entro quei giorni lì dobbiamo avere, ormai comunque abbiamo finito di fresare, per cui siamo ottimisti, dobbiamo avere già fatto un passaggio di estirpatore in modo tale da andare a lavorare un po' più in profondità. Poi il passaggio con l'estirpatore è molto importante per noi perché con la fresa, come in questo caso, lavora su un asse particolare, per cui va a creare una piccola suola cosiddetta di lavorazione, che non permetterebbe il corretto drenaggio dell'acqua. In questo modo noi riusciamo a passare con la fresa in modo tale da andare a rompere questa crosta, come dicevamo, e in seconda battuta col passaggio estirpatore andiamo a creare delle situazioni più drenanti e più di arieggiamento in più profondità, per cui poi il lavoro è veramente completo. Si potrebbe ovviare a questo, diciamo, attrezzo con magari l'utilizzo di un erpice rotante. Noi non lo abbiamo per un sesto d'impianto da 2,5 metri, con 2,60 m come è il nostro. Abbiamo quello da campo aperto, come avete visto, avevamo fatto dei video legati all'erpicatura. Abbiamo un erpice a denti fissi che magari vediamo in base un po' alle condizioni meteo, vediamo se utilizzarlo oppure meno successivamente al passaggio dell'estirpatore. Vedremo un po' come si presenta la situazione. Questa è la situazione che si viene a creare a fine lavoro, quindi con il disarmo meccanico fatto sotto la fila, questo passaggio di fresa non troppo profondo, perché alla fine a noi serviva soprattutto rompere la crosta superficiale, che era la parte più dura, e poi appunto proseguiremo con le successive lavorazioni. Ecco, questa fresa poi la usiamo anche nella preparazione dell'orto, perché avendo anche una dimensione abbastanza contenuta è molto agile, e quindi a volte quando dobbiamo andare in alcuni anni a preparare l'orto magari non attacchiamo l'erpice rotante grande, ma attacchiamo la fresa direttamente. A volte facciamo delle piccole lavorazioni anche in quella situazione. Ecco, adesso il papà ha finito la lavorazione qui nel vigneto nuovo e va a staccare la fresa, attaccherà probabilmente l'estirpatore a breve, e proseguiremo appunto con le lavorazioni in modo tale da tenere, diciamo, lavorato il terreno, appunto per creare meno compattamento, per creare meno competizione tra le malerbe e le viti giovani, e quindi anche abbassare il grado di umidità, molto importante per questo vigneto. E quindi proseguiremo appunto con la gestione meccanica di questo appezzamento. Ecco, noi la fresa non la usiamo molto durante l'anno negli appezzamenti, nei vigneti dove abbiamo un'età già più sviluppata di questo. Diciamo che la usiamo in casi eccezionali, come nei vigneti giovani, ma soprattutto nei vigneti giovani dove non siamo riusciti a fare un passaggio con l'estirpatore periodico. In questo caso, dove, come dicevo, continua a piovere, fa un po' di sole ma piove veramente tanto, con l'estirpatore non siamo neanche riusciti a entrare, per cui l'erba è cresciuta e allo stesso tempo, come dicevo, c'è stato il compattamento del terreno, quindi abbiamo preferito usare questo attrezzo. Non abbiamo grosse attrezzature particolari per la lavorazione della terra nei vigneti, perché noi, se avete visto anche il video che avevamo fatto sulla trinciatura dell'erba, facciamo l'inerbimento, per cui abbiamo più basse temperature in vigna, meno diciamo dispersione delle componenti idriche, quindi meno stress termico anche, per cui preferiamo gestire in quel modo le vigne che sono in produzione. In questo caso un vigneto giovane appena piantato
preferiamo fare alcune lavorazioni proprio per andare a lavorare anche il sottofila ma anche l'interfila, in modo tale da creare delle situazioni secondo noi favorevoli allo sviluppo delle nuove viti. Per quanto riguarda le lavorazioni del terreno in questo vigneto, nei scorsi giorni insomma abbiamo un po' organizzato appunto i lavori in questo modo, per cui prima un passaggio col disarbo meccanico col nostro EcoRoad della Berti, in modo tale da calpestare su un terreno compatto e andare a fare questa prima lavorazione velocemente. In seconda battuta appunto un passaggio con la fresa, in modo tale da andare a rompere questa crosta, e non abbiamo fatto prima il passaggio con la fresa e dopo con il disarbo meccanico, proprio per non creare poi delle carreggiate, dei compattamenti dove passiamo con il trattore su un terreno già smosso. Infine prevediamo il passaggio con l'estirpatore ed eventualmente il derpice a denti fissi, ma li vedremo applicato dalle condizioni sia meteo che si svilupperanno nei prossimi giorni e dal tempo che abbiamo da dedicare a questo lavoro, e poi anche dalla situazione in cui vedremo essere il terreno. Se vediamo che è a posto così, ovviamente evitiamo una lavorazione che male non fa. Se vediamo che si potrebbe migliorare qualcosina, vedremo se abbiamo le possibilità di fare anche un ulteriore passaggio con l'erpice a denti fissi. Con la fresa è un attrezzo abbastanza semplice nell'economia del suo lavoro, mosso da ovviamente la presa gardanica del trattore, che va a muovere un albero diciamo di trasmissione, che finisce con una ruota dentata coperta ovviamente da un carter di sicurezza, e una catena che fa muovere un'ulteriore ruota dentata, la quale poi va a collegarsi con tutta una parte metallica dove sono applicate le lame, le zappe possiamo definirle, che vanno poi appunto a creare la lavorazione. Diciamo che può assomigliare un po' alla motozappa come più o meno lavorazione. Ovviamente è attaccata al trattore, quindi presa gardanica, e quindi questo movimento delle lame, delle zappe, creano poi la distruzione della superficie della terra. Ecco, per cui siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come al solito vi lasciamo qua in fondo alcune schede se volete andarvi a recuperare qualche video vecchio. Come ogni venerdì vi ringraziamo di essere stati con noi. Se volete iscrivetevi al canale, così riceverete sempre notifiche dei nuovi video, e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento.